Salve, sono Marco Lodico, sono il vicepresidente dell'Accademia delle Lingue Siciliane e oggi ho il piacere di porgere i saluti del consiglio direttivo e del consiglio scientifico dell'Accademia, della nostra organizzazione. Oggi come Accademia della Lingua Siciliana abbiamo voluto celebrare il 17 gennaio è la giornata del dialetto e delle lingue locali. Abbiamo pensato di organizzare un evento come facciamo, diciamo, quasi tutti gli anni in questa occasione, in tutte altre occasioni dove vengono celebrate giornate specificamente su temi linguistici, sulle lingue, diciamo, territoriali. Questa giornata è stata promossa dall'Unione delle Proloco d'Italia ed è già raggiunto la 13ª edizione. L'Accademia, diciamo, nel calendario ha sempre proposto del calendario di questi eventi ha sempre proposto delle iniziative. In questo caso noi abbiamo pensato di rendere pubblica una relazione che ha fatto di recente il nostro presidente in occasione di un convegno che si è svolto all'Università di Catania, organizzato dall'Università di Scienze Politiche e Sociali, nella quale si parlava di minoranze linguistiche, precisamente il titolo dell'evento era Tutela linguistica e giuridica del gallo italico in Sicilia, processi culturali e comunicativi del siciliano. In questa occasione abbiamo anche la presenza del presidente dell'Associazione delle Terre di Aci, che è l'avvocato Carmelo Sardella, il quale con la sua organizzazione annualmente, già il terzo anno, che organizza un corso di lingua e cultura siciliana che si svolgerà fra l'altro la settimana prossima proprio ad Acireale. Noi saremo anche presenti in quell'occasione, sia come promotori, come patrocinatori, come Accademia della Lingua Siciliana, ma è anche un evento come quello di questa giornata, patrocinato dall'AUCLIS, che è Non vedo più il vicepresidente Marco Lodico, forse c'è stato un problema di collegamento. Prendiamo il microfono. Anch'io do una buona serata a tutti quelli che si sono sintonizzati. E già che si sta parlando del terzo corso di lingua e cultura siciliana, facciamo salire in studio l'avvocato Carmelo Sardella, presidente dell'Associazione Terre di Aci. Ciao Carmelo! Ciao Alfonso, grazie, un saluto anche a chi ci segue. Noi il nostro corso naturalmente sarà in presenza, così ovvieremo a quelli che sono i problemi che spesso ci attanagliano quando organizziamo online, di mancanza di collegamento. Quindi l'invito naturalmente a chi vuole ancora, chi volesse ancora iscriversi a farlo, a partecipare a questo corso che si svolgerà in presenza. Ciò non toglie che comunque chi vorrà collegarsi manderemo la diretta Facebook, perché abbiamo richieste anche da lontano fino ad arrivare dall'Argentina, e quindi daremo la possibilità a chi è effettivamente impossibilitato di collegarsi online. Perfetto. Io avevo letto una cosa interessante. Quest'anno c'è una novità in questo corso, non soltanto si studia, si assiste alle lezioni, ma anche si può presentare un elaborato, se non sbaglio, è così? Sì, tra le novità che abbiamo portato quest'anno, abbiamo cercato nel corso delle scorse edizioni di migliorare questo corso, di offrire qualcosa di sempre più appetibile. Abbiamo dato la possibilità, già sperimentata per la verità lo scorso anno, di dare la possibilità ai corsisti di cimentarsi in un elaborato scritto in lingua siciliana,
e quindi tendenzialmente non in vernacolo, e quest'anno con una doppia categoria, la categoria del saggio narrativo e quella del componimento poetico. Saranno premiati i primi 3 per ogni categoria che dalla commissione giudicatrice saranno ritenuti meritevoli. È un corso che ha al suo interno autorevolissimi relatori, dal professore Alfio Patti, al professore Massimo Costa, al professore Salvatore Musumeci, nonché il professore Vitolo Scudato e il professore Enrico Caltagirone, e spazieremo da argomenti di carattere linguistico che saranno trattati prevalentemente dal professore Alfio Patti, con particolare riferimento al periodo del Seicento, affrontando quindi non soltanto la letteratura ma anche la grammatica, con un taglio sicuramente accattivante e non stancante per i corsisti, ma per spaziare anche argomenti di carattere storico, quindi affronteremo quella che è la questione di grande attualità dell'autonomia differenziata, facendolo partire, diciamo, da un raffronto con quella che è la questione storica della questione finanziaria siciliana, ma per parlare anche dei fatti di Bronte, quindi del periodo pre- e post-unitario, per spaziare con il professore Caltagirone con un excursus che ci farà partire dalla nascita delle lingue indoeuropee e l'importanza della lingua dei siculi nella formazione della lingua siciliana. Quindi avremo ampia possibilità di affrontare argomenti di varia natura per arricchire il bagaglio culturale di tutti noi, io per primo, anche perché ci sono di regola corsisti che hanno già diciamo delle ampie competenze, quindi ampiamente qualificati, ma naturalmente c'è molto da imparare, da consolidare in questo ambito linguistico, e noi non facciamo altro che in qualche modo cavalcare quella che è un'importante, doverosa riscoperta dell'importanza di salvaguardare, tutelare e promuovere il nostro patrimonio linguistico, la nostra lingua, la nostra cultura siciliana. In poche parole, la nostra identità siciliana. Bene Carmelo, è tornato Marco, io gli ripasso il microfono, però prima di passarglielo volevo chiederti se è ancora possibile iscriversi al corso. Sì, è ancora possibile iscriversi, quest'anno c'è maggiore possibilità di posti, ancora ce ne sono a disposizione, e quindi il corso però inizierà il giorno 25, si concluderà quindi il 25 di gennaio, si concluderà l'11 di aprile, e si svolgerà nelle giornate del sabato di pomeriggio per un paio d'ore dalle 16:30. Quindi il corso inizierà sabato prossimo, la prossima settimana, quindi ormai siamo agli ultimi giorni. Chi fosse interessato, abbiamo corsisti che provengono da varie parti della Sicilia, da Agrigento, oltre le province del Messinese, quindi non ci sono poi distanze incolmabili per frequentare un sabato pomeriggio o i sabati pomeriggio questo corso, se l'interesse c'è, come non dubito che in molti ci sia questo interesse, e quindi questa è un'opportunità di frequentare un corso gratuitamente, perché sostanzialmente si paga soltanto il materiale didattico, saranno forniti 3 libri a supporto del corso, ma il corso è interamente gratuito. Quindi vanno bene questi recapiti che abbiamo fatto vedere? Sì, per iscriversi. Per iscriversi c'è il sito internet anche dell'Associazione Terediaci, che è www.terediaci.it, in cui è spiegato anche il modulo per indicare i propri dati, quello che è la procedura da seguire, oltre che in maniera dettagliata quella che è il curriculum anche dei docenti, il contenuto preciso delle lezioni, i giorni e luoghi delle lezioni, tutto quello che occorre per avere un'informazione più completa e dettagliata, ma comunque attraverso l'indirizzo mail sarà possibile eventualmente ottenere ulteriori delucidazioni in merito. Perfetto, allora io passo la palla a Marco. Io purtroppo non so che cosa è successo e accaduto, e quindi non so a che punto era arrivato della descrizione dell'evento di oggi. Allora, tu hai detto si è sentito tutto.
Ora però si sente un eco. Non so chi dei due. Io il microfono ce l'ho aperto, quindi non so se voi due... forse è il tuo microfono che è aperto. Allora, vediamo adesso se è il tuo allora, Marco. Dice, ancora adesso c'è eco? Proviamo. Non c'è ancora. Sì. Porca miseria. Va bene, non so cosa fare perché... Va bene, mentre provvedi a sistemare, io volevo dire una cosa. Mi ha fatto ridere la caduta di Marco, perché proprio prima di iniziare la diretta io e Marco ci siamo detti: ma che succederà stasera? Perché qui dove sono io la luce è già andata via 2 volte e quindi si temeva la mia caduta, e invece è caduto Marco, di cui non si sospettava completamente una cosa del genere. Va bene, a parte questo, Marco, facciamo così: tu parla, quando parlerò io magari chiudi il microfono. Sì. No, io dicevo che oggi avremmo parlato, tu parlerai delle minoranze, diciamo il tema è le minoranze linguistiche tra discriminazione e tutela, che è stata fra l'altro la relazione della conferenza che ha organizzato la Facoltà di Scienze Politiche e Sociali a Catania il 7 gennaio. Questa giornata, anche questo evento che stiamo facendo adesso, questa diretta di adesso, è anche patrocinata dall'Auclis, che è un'organizzazione, una federazione di associazioni che hanno a cuore la tutela della cultura e della lingua siciliana. E poi diciamo l'occasione di questo evento che si è ormai alla 13ª edizione, come dicevo all'inizio, ha avuto quest'anno anche un eco importante, perché la Walt Disney ha pensato di dedicare un fumetto, un racconto nell'ultimo numero, nel 3608 numero di Topolino, una storia che è stata declinata in 4 lingue, in 4 dialetti: fiorentino, catanese, napoletano e milanese. Quindi comunque questo è un segno che c'è, oltre che una sensibilità da parte di noi cittadini, che cominciamo anche a voler riscoprire le nostre radici attraverso la lingua, che è un elemento fortemente identitario, ma credo, cioè questa è l'evidenza che questa sensibilità comincia a essere percepita anche in altre sedi, e quindi anche la Walt Disney ha fatto questo. Quindi chiedevo a te un'opinione su questo evento, positivo o non negativo, visto che comunque si parla in dialetto e non in una lingua locale nel siciliano, anche se diciamo giustamente viene promossa questa giornata come la giornata del dialetto e delle lingue locali. Bene, bella domanda allora. E allora, io innanzitutto voglio salutare tutti quelli che ci stanno ascoltando, che sono tantissimi e che ci hanno educatamente salutato nei commenti. Io qui vedo un sacco di commenti con i saluti, rispondo a tutti collettivamente. Buon ascolto e speriamo che questa oretta che passeremo assieme, massimo un'oretta, sia di vostro gradimento. Ma Marco, questa iniziativa chiaramente è lodevole, perché qualsiasi cosa si fa sulle lingue locali, regionali, è certamente positivo. Si tolgono un poco dall'oblio, quindi certamente interessante. Probabilmente si poteva fare qualcosa di meglio. Io sapendo che mi avresti fatto questa domanda, ho preparato qualcosa in merito per poterne parlare in maniera più approfondita. Qual è il timore? Visto che per quanto riguarda la lingua siciliana si è scelto un dialetto locale, non importa che sia il catanese, quello che dirò sarebbe stato identico se avessero scelto il palermitano o l'agrigentino
o il modicano, no? Dicevo, siccome si è scelto un dialetto locale, automaticamente l'ortografia che è stata usata è stata quella che di solito si usa per le lingue che non si scrivono, come sono normalmente i dialetti locali, che vengono parlati più che altro, ma non si scrivono, perché quando ci sono delle opere in lingua siciliana, appunto, si scrive in lingua siciliana, non in un dialetto locale quasi sempre. E quindi hanno scelto un'ortografia che è molto fedele al parlato. Voglio fare degli esempi. Per esempio, vediamo se riesco a salire un cartello. Ecco, se ci fate caso, per chi l'ha comprato, e comunque ora lo vedremo qualche immagine, si vedono molte parole che iniziano con le consonanti doppie, ok? Che è una cosa un po' strana, no? Vedere una parola che inizia con 2B o con 2P è una cosa un po' strana. Però, appunto, come dicevo prima, non è una forma errata di scrivere i dialetti parlati che non hanno letteratura, perché si tende di scrivere per come si parla, e quindi se si pronunziano doppie le consonanti iniziali di alcune parole, le hanno scritte doppie anche nel Topolino. Volevo farvi vedere un esempio. E allora, Archimedi, Maddari con 2D, Maddari, Conte Ragioni con 2R, Depositu con 2D, Sisau, Supleiammi, Casebuno, Appigliari, Appirati con 2P, I Bassotti con 2B. Ovviamente se avessimo scritto in lingua siciliana questa frase non avremmo scritto le doppie in nessuno di questi posti. Allora qual è il timore? Il timore è che possa accadere che chi non è abituato a leggere testi in lingua siciliana letteraria e volesse scrivere, si mettesse a imitare una cosa del genere. Di Unniscanzi sarebbe un disastro, no? Un po' quello che mi sto accorgendo da alcuni anni è accaduto con Andrea Camilleri, perché Andrea Camilleri fa una cosa, non scrive in siciliano Camilleri ovviamente, scrive in un italiano sicilianizzato, un siciliano italianizzato, no? In certe occasioni, e soprattutto si rivolge a tutti, quindi agli italiani, a quelli che non conoscono il siciliano. Allora lui cosa fa quando deve scrivere una parola che presenta un suono cacuminale, della doppia D cacuminale? Sapete che cosa è la doppia D cacuminale? Qualcuno non lo sa, lo diciamo. È un suono caratteristico della lingua siciliana, caratteristico nel senso che non è un suono che appartiene al bagaglio dei suoni della lingua italiana, quindi è un suono che in italiano non esiste. È un suono che esiste in siciliano, non solo in siciliano, e che si produce nella seguente maniera. Si prende la lingua, la si arrotola all'indietro e alla punta si fa toccare il palato. Quindi invece di pronunziare una D mettendo la lingua negli alveoli dei denti, si retroflette, infatti viene detta anche retroflessa, e la punta, il cacumen, la punta, infatti vengono dette anche cacuminali, tocca il palato. Ecco, questo suono normalmente in letteratura siciliana si scrive con la doppia D, così come si scrive con la doppia D il suono della doppia D alveolare, non cacuminale. Cioè noi scriviamo in siciliano iddu, e lo pronunziamo come vi ho spiegato, e scriviamo friddu che non lo pronunziamo come vi ho spiegato, perché friddu non si pronuncia con la cacuminale. Perché? Perché noi pronunziamo con la cacuminale tutte quelle doppie D che sono esito del nesso etimologico, spesso latino, di una doppia L. Quindi iddu o cavaggio, perché etimologicamente abbiamo illum e cavallum. Ma
friddu, no friddu, friddu normale, con la D normale italiana, diciamo, perché non proviene da un inesistente frillum, ma proviene da frigidus, con varie trasformazioni diventa poi in siciliano friddu. Ecco, Camilleri invece scrive tutte le doppie D cacuminali facendole seguire da una R, che è una cosa terribile, perché è una cosa che non esiste nella letteratura in lingua italiana. Ma la gente che non legge, ma non per colpa loro, anche per carità, ma soprattutto perché non c'è nessuna istruzione scolastica sulla letteratura in lingua siciliana, questa è una cosa gravissima. Ecco, non avendo coscienza di come si scrive in siciliano la doppia D cacuminale e leggendo Camilleri, molti finiscono per scrivere la doppia D cacuminale facendola seguire da una R, che come dicevo prima è una cosa che non sta né in cielo né in terra, anche perché in siciliano abbiamo anche la doppia D fatta seguire dalla R, la doppia D alveolare fatta seguire dalla R, come per esempio nel verbo addrizzari, che non è cacuminale, addrizzari con una R. La R è una vibrante, se ci fate caso quando pronunziate la R, io sto esagerando, vi vibra la lingua. Ecco, in iddu non vibra niente, ok? Per cui è assolutamente una soluzione che non è attestata in letteratura e che non va seguita. Ecco, per concludere e rispondere definitivamente alla domanda di Marco dopo questa lunghissima premessa, la bellissima iniziativa di Topolino può portare un pericolo, cioè che molti ora inizino a scrivere le consonanti iniziali doppie perché quando parlano le pronunziano doppie. Questo è un errore clamoroso, perché in letteratura non si scrivono doppie. Ma prima di ritornare la parola a Marco, volevo dirvi una piccolissima cosa su queste benedette consonanti doppie. Ma perché quando parliamo alcune consonanti iniziali le pronunziamo doppie? Questa è una cosa interessante, credo. Ci tengo a che tutti prendiamo coscienza di questo. E allora, esiste il cosiddetto fenomeno del raddoppiamento fonosintattico. In cosa consiste? Praticamente ci sono delle parole, quasi sempre sono dei monosillabi, oppure delle parole accentate, che provocano un fenomeno nel parlato. Cioè fanno sì che la consonante iniziale della parola che le segue, che segue questi monosillabi, venga pronunziata doppia. Per esempio, vi faccio un esempio. Accade in italiano, accade anche in siciliano. In italiano fa parte dello standard, cioè se vogliamo parlare secondo lo standard, secondo le regole italiane, dobbiamo dire io vado a Milano con 2 M. Perché devo dire vado a Milano con 2 M? Perché Milano è preceduta da uno di questi monosillabi che provoca il raddoppiamento della consonante iniziale, che è la preposizione a in questo caso, ok? Quindi chi dice io vado a Milano non sta parlando secondo l'italiano standard. Tutti gli italiani che stanno al nord della linea linguistica dell'isoglossa Rimini-La Spezia non usano il raddoppiamento fonosintattico, quindi hanno una forma di italiano regionale che non prevede questa regola standard. Allo stesso modo in siciliano, se io a dire me ne vaio a casa, la C di casa è scempia, pronunziamo casa con una sola C, perché me ne vaio a casa, quella a casa non è la preposizione a soltanto, è la contrazione tra la preposizione a e l'articolo la. Me ne vaio alla casa, ok? E non provoca questa contrazione, questa unione, fusione tra la preposizione a e l'articolo la, non provoca il rafforzamento fonosintattico. Ma se io dovessi dire tu stai dicendo a tia, vedete la T doppia, perché è preceduto, tia è preceduto dalla preposizione a. Quindi anche in siciliano accade questo,
Ok? Quindi questo è un caso, uno dei due casi in cui quando parliamo certe volte una stessa parola la pronunziamo con la consonante iniziale doppia, altre volte no, perché non è preceduta da uno di questi monosillabi o parole che finiscono con l'accento che provocano questo fenomeno. Poi c'è un altro caso in cui abbiamo delle doppie. In italiano è un caso rarissimo, in siciliano più diffuso. Di cosa parliamo? Parliamo delle parole autogeminanti. Cosa vuol dire? Ci sono delle parole, tanto in italiano abbiamo detto pochissime, quanto in siciliano molte di più, che già di id, per conto so, si pronunziano doppie, quindi non c'entra se sono precedute o non sono precedute da questi monosillabi. Succede quello che succede, precedute o non precedute, si pronunziano doppie. Quali sono queste parole in italiano? Sono essenzialmente 2 o 3. Dio. Dio si pronuncia con la doppia D, quindi quando io dico Dio non sto parlando male, sto parlando l'italiano standard. Se dovessi dire invece Dio, non sto usando l'italiano standard. L'altra parola è molto simile, Dei, e la terza è De. Quindi queste 3 parole sono le uniche parole in italiano che si pronunziano con la consonante iniziale doppia, a prescindere dal fatto che siano o meno precedute da parole che provocano il rafforzamento fonosintattico. Abbiamo detto in siciliano sono molte di più. Quali sono? Innanzitutto tutte quelle che iniziano con la lettera B. Ok? Quindi Bono, vedete, io già lo pronuncio doppio, Bono, prima di Bono non ho detto niente. Beddu lo pronuncio con la B doppia, perché in siciliano è così, la B iniziale è sempre doppia. C'è un'altra consonante iniziale che è sempre doppia, ed è la G dolce, cioè la G seguita da I o E, quindi il suono di G e G è sempre doppio. A Gebbia, la vasca per l'irrigazione, Ujummu, no? Ujummu, tutto, se ci fate caso, tutto quello che in siciliano inizia per G dolce si pronuncia con la G doppia. E poi per finire c'è qualche altra parola che inizia con altre consonanti, soprattutto M e D, ma non sono molte, che si pronunziano pure doppie. Sono quindi delle eccezioni, perché con quelle consonanti non tutte, come invece accade in B e G, si pronunziano doppie. Una di queste sono parole, alcune bruttine, per esempio merda, forse per l'enfasi con cui si dice questa parola, si pronuncia con la M doppia. Ma per esempio Mario si pronuncia con la M normale, scempia, una sola M. Nenne, la nenne sapete in so che a nenne. La nenne è il seno, no? È una delle forme di dire in siciliano appunto il seno femminile. Si pronuncia con la doppia N. Oppure nomu, l'unnomu, si pronuncia con la N doppia. E però nuauci si pronuncia con la N scempia. Quindi sono delle eccezioni. Con la D pure abbiamo visto scritto deposito con 2 D, per esempio, eccetera, eccetera. Quindi, per concludere, stiamo attenti quando scriviamo in siciliano, non imitiamo né Camilleri né Topolino, cerchiamo di leggere buone letture di testi in letteratura siciliana, che ce ne sono una marea, bellissimi, interessantissimi, e da lì apprendiamo come si scrive, non apprendiamo da Camilleri e da Topolino. Quindi bellissima iniziativa, però stiamo attenti, non la imitiamo nello scrivere, perché questo è lingua, non lingua siciliana, ma un dialetto della lingua siciliana, uno dei dialetti della lingua siciliana. Se proprio vogliamo... Sì, prego. Sì, dico proprio ritornare su questo argomento di Zio Paperone, che loro, cioè la notizia che è passata è che Zio Paperone parla in siciliano. Non credi che, oltre a essere rischiosa, possa creare un concreto danno a quella che è la lotta principale che noi portiamo avanti per far riconoscere il siciliano come lingua e non come dialetto, cioè spacciare il vernacolo, il dialetto catanese o qualunque di altro dialetto siciliano
per lingua siciliana, un po' che alimentare la confusione in chi o chi diciamo in maniera inconsapevole o consapevolmente sostiene l'inesistenza della lingua siciliana, cioè a dire che siciliano esistono tanti dialetti, ma non esiste una lingua siciliana, non esiste un modo unico di poter definire, come dire, come lingua il siciliano. Sì, bella domanda. A proposito di domanda, io dico a tutti quelli che ci stanno ascoltando che possano formulare delle domande scrivendo nei commenti, tanto di YouTube quanto di Facebook, a secondo dove stanno seguendo, e noi cercheremo di rispondere, magari non a tutti, non ce la faremo, ma per esempio già qua c'è una domanda. Fonso, cosa suggerisci di leggere? Ora piano piano parliamo anche di questo. Per rispondere a Carmelo, e allora certamente c'è questo rischio, no? Ma che è un rischio che vale, devo dire, purtroppo per molte lingue regionali. Qui mi piacerebbe fare una distinzione. Ci sono alcune lingue regionali che non hanno una variante comune, una lingua letteraria, ma non per questo non sono lingue. Quindi stiamo attenti anche all'uso della parola dialetto e lingua. In Italia purtroppo la parola dialetto si usa in una maniera tale che crea molta confusione, per ritornare alla tua domanda, no? Il rischio è proprio di fare molta confusione. Ne parleremo anche più avanti nel corso di quello che vorrei dire stasera, ma poco importa, insomma, se ci riuscirò a dirlo. L'importante è che stiamo assieme e parliamo di cose di carattere linguistico. Dicevo, l'uso della parola dialetto è già di per sé confondente. Perché è confondente? Perché la parola dialetto in Italia vuol dire due cose completamente diverse. Una, quella che insomma è diciamo la definizione più comune in tutto il mondo tra i linguisti, cioè il dialetto è una varietà locale di una lingua principale, ufficiale o quantomeno principale, no? Quindi è una variante locale, per cui in questo senso, usando con questa accezione il termine dialetto, possiamo dire che il catanese è dialetto della lingua siciliana. Purtroppo in Italia, per confondere i cristiani, si usa la parola dialetto anche per indicare tutte le lingue che non sono ufficiali. Alla fin fine è questo, no? Tutte le lingue che non sono ufficiali, cioè che non sono riconosciute dallo Stato italiano, quindi stiamo parlando come lingue riconosciute, a parte l'italiano, quelle che sono incluse nella legge 482 del 1999, che vedremo più avanti nel corso della mia, diciamo, relazione o chiacchierata con voi. Quindi se non sei lì, sei dialetto. Ecco, il siciliano non c'è lì, non c'è il lombardo, non c'è il napoletano, non ce ne sono tanti altri, poi li vedremo, e quindi questi vengono chiamati dialetti. Con il pericolo concreto, che poi effettivamente l'ho potuto constatare con un sondaggio che ho io personalmente svolto in maniera scientifica, cioè senza influenzare le persone, dando una scheda, facendogliela compilare con una X senza parlare con altre persone, la gente, molte persone, addirittura in quel sondaggio credo poco più del 50%, pensava che il siciliano fosse un dialetto dell'italiano, cioè una variante della lingua italiana. Quindi vedi il danno che si fa. Ecco, quindi sì, il rischio concreto di fare del danno c'è, ma già c'è con questo uso di termini, per cui io invito tutti quelli che ci stanno ascoltando e che sono abituati a chiamare il siciliano dialetto o il lombardo dialetto o il napoletano dialetto di cambiare termine e da oggi in poi chiamarlo lingua, così non si creerà confusione. Stavo dicendo una cosa interessante anche per chi ci ascolta da altre parti d'Italia. Una lingua non è vero che deve essere lingua solo se ha una variante comune
e poi ci sono gli altri dialetti. Una lingua è lingua, lo dicono i linguisti che lavorano per l'ISO, poi vedremo cos'è, per l'UNESCO, dicono che questo non è un requisito per poter definire un idioma lingua. Quindi il lombardo, che non ha una variante comune, per cui esistono solo i dialetti, cioè il dialetto milanese, il dialetto bergamasco e così via, è anch'esso una lingua, pur non avendo una sua lingua sovradialettale comune, continua a essere una lingua. Quindi anche il lombardo va chiamato lingua. Infatti anche il lombardo, lo vedremo sempre dopo, come il siciliano, è dotato di un codice ISO. Non vi dico altro però su che cos'è il codice ISO. Scusa Afonso se ti interrompo, per due cose. Una, diciamo, ora non vorrei sembrare difensore della Disney che non ha bisogno della mia difesa, però per trovare, diciamo, uno spunto di riflessione o una provocazione. È vero che lo strumento utilizzato è quello di un fumetto. Nel fumetto si cerca, appunto, come hai già detto tu, di rendere la fonetica e il suono, e qui entra l'autocritica. Il problema non è tanto della Disney che ha utilizzato questo strumento, perché è ovvio che nello strumento fumetto deve fare questo, ma un po' nella carenza, nella scarsa cultura nostra nel riuscire appunto a valutare e poter capire quello che tu hai rappresentato. Cioè, purtroppo noi siciliani non siamo abituati a leggere e a scrivere in lingua siciliana, e quindi purtroppo siamo preda di questo pericolo. Quindi questa è la provocazione che ti lancio. La seconda cosa che volevo dire, perché c'è un Giuseppe Volpe che è intervenuto, ha fatto un commento e quindi volevo rappresentartelo. Dice che lui è presidente di un'associazione in Belgio, un'associazione che salvaguarda la cultura siciliana in Belgio, e chiedeva se in Belgio c'erano delle persone che potevano organizzare dei corsi. Io mi sostituisco a te, dico anche noi possiamo organizzare dei corsi online. Dico questo, e poi un'altra cosa, noi stiamo cercando di creare una rete di associazioni internazionali che salvaguardano il siciliano, quindi potrebbe essere un ulteriore strumento di collaborazione. E chiudo e ti passo la parola. E allora Marco, per quanto riguarda la tua domanda, ti devo dire che io non sono del tutto d'accordo, nel senso che sono d'accordo che ci sta che un fumetto possa essere scritto in un dialetto locale, come il catanese o un altro dialetto della lingua siciliana. Ci sta, per carità. Però ci sta pure un fumetto scritto in lingua siciliana, perché non è un fumetto certamente un'opera letteraria di chissà quale livello, e però sempre è scritto. Quindi ci sta pure che venga scritto in lingua siciliana. Io a tal proposito volevo mostrare un commento che mi ha impressionato positivamente di un nostro follower postato appunto sul post che parlava di questa diretta, che annunciava questa diretta. Lo facciamo vedere se ci riesco. Ecco, il follower Salvo Giordano, che non ho il piacere di conoscere, scrive così: vorrei far presente da catanese che il topolino in catanese non rispecchia affatto lo spirito della giornata. Secondo me lo si doveva fare in dialetto siciliano, che poi è una lingua, e non nella parlata vernacolare catanese, che poi oltretutto leggendolo è pieno di errori vernacolari. Ecco, allora io ti dico, Marco, che non sono d'accordo del tutto né con te né con lui, nel senso che ci può stare un fumetto in catanese, però ci può stare certamente un fumetto in lingua siciliana, come d'altronde in italiano abbiamo i fumetti in lingua italiana, non sono scritti negli italiani regionali normalmente, no? Perché anche l'italiano ha i suoi dialetti, che non sono il siciliano, il napoletano, il piemontese, il veneto, il lombardo, non sono questi, attenzione, sono quelli che parliamo noi. Ora, mentre parliamo in italiano, io non sto parlando l'italiano standard, sto parlando il mio italiano regionale di Palermo, chiamiamo regionale nel senso di areale, perché
e con me anche Marco e Carmelo. Perché? Perché per esempio io non sto usando 7 vocali dell'italiano. Sapete che l'italiano ha 7 vocali, non 5. Scusate, ecco, mi ero bloccato. Perché? Perché accanto alla E aperta e alla O aperta, l'italiano ha la E chiusa e la O chiusa. Quando io parlo, quando Carmelo parla, quando Marco parla, usiamo solo 5 vocali, perché la E chiusa e la O chiusa non la usiamo. Per cui per noi 20 e 20 sono la stessa cosa. Cioè, chi di chi sciusciano e il numerale lo diciamo alla stessa maniera, ok? Quindi non parliamo l'italiano standard, parliamo l'italiano regionale. Ecco, questi sono i dialetti, perché dovremmo dire 20 per dire il numerale con la E chiusa e 20 con la E aperta per dire i 20 che soffiano, no? Tra l'altro l'italiano... il siciliano ci aiuta a capire quando è che la E dovrebbe essere chiusa o aperta, perché basta fare un calcolo. Se in siciliano si dice con la I, in italiano standard è con la E chiusa, perché noi le abbiamo chiuse ancora di più queste E, queste O, e le abbiamo fatte diventare rispettivamente I e U. Per cui in siciliano come si dice il numerale 20? 20, no? Ci sono 20 pecore con la E chiusa, quindi in italiano è 20 con la E chiusa, perché in siciliano è con la I, mentre l'uvento lo diciamo con la E aperta, quindi in italiano quelli che soffiano si dicono con la E aperta. Quindi noi parliamo i dialetti dell'italiano, però non troviamo scritto su Topolino il dialetto, non troviamo scritto il dialetto dell'italiano di Roma con cioè scritto SC, oppure la C con la sediglia. No, troviamo scritto tutto in italiano standard. Quindi perché non ci può essere un fumetto anche in siciliano sovradialettale? Anzi, dirò di più, l'Auclis, di cui tu hai parlato prima, di cui l'Accademia fa parte, l'Associazioni Unite per la Cultura e Lingua Siciliana, ha diramato proprio oggi un comunicato che potete trovare anche sui giornali online o quantomeno nella pagina Facebook dell'Accademia, in cui dà un consiglio, si complimenta con la Disney per la lodevole iniziativa e si permette di dare un consiglio, veramente ne dà qualcuno in più, tutti molto interessanti. Uno di questi è perché non usare la lingua regionale, quindi la lingua siciliana in Sicilia, visto che esiste, e aggiungerei io, e visto che c'è questa situazione di cui parlavamo e di cui parlava anche il nostro lettore, cioè che si può creare confusione perché questa lingua letteraria non è conosciuta da molti, perché a scuola non si studia né la lingua né la letteratura in lingua siciliana. Se vogliamo, questo è ancora più grave. Almeno la letteratura in lingua siciliana si potrebbe studiare, così si risponderebbe a Giulia, no? A Giulia Cerami, che ci chiedeva quali testi consiglio. Giulia li avrebbe già conosciuti nelle scuole, come tutti i siciliani, e non ci saremmo messi a scrivere il giù con la R, perché lo leggiamo in Camilleri, perché già abbiamo letto una marea di testi, di antologie, di letteratura in lingua siciliana, e quindi ci siamo accorti che si scrive il giù con 2 D e non con quella orribile R che Camilleri mette appresso, anche giustamente, perché lui si rivolge agli italiani, quindi deve far capire agli italiani che un suono diverso è il più simile, è questo, ma non ha nulla a che fare con il nostro vero suono. Allora, c'è un'affermazione di Giuseppe Gerbino, che saluto, che è un poeta tra i migliori attualmente esistenti, veramente in gamba, molto in gamba. Ecco, se vogliamo imparare a scrivere, leggiamo questi poeti, che afferma: penso non lo alimenti questo rischio, no, di cui si parlava prima, il Topolino, perché loro specificano che Topolino parla in catanese e non in lingua siciliana. Magari Dio, Peppe, magari Dio fosse così. Questo tu lo puoi capire, perché sei uno studioso oltre che un poeta, però i siciliani
che non per colpa loro non hanno mai avuto possibilità di studiare queste cose, difficilmente non hanno mai visto scritto nulla in siciliano. Quello che vedono scritto è su Facebook, Camilleri, ora Topolino. Quindi che hanno a fare i mischinelli? Nuace tutti, che hanno a fare? Cioè siamo disperati. È una situazione veramente incresciosa questa, è mortificante per secoli e secoli di letteratura in lingua siciliana. Non dimentichiamoci che la letteratura in lingua siciliana è la più antica tra quelle delle lingue volgari una volta, no? Che derivano dal latino, perché risale quantomeno al 1225, quando più o meno si data l'inizio della scuola poetica siciliana alla corte di Federico II. Si scelse la lingua siciliana per poetare, per un preciso desiderio del sovrano Federico II, e quindi è veramente mortificante per tutta la storia della letteratura in lingua siciliana che oggi non sappiamo manco scrivere in siciliano. È veramente una cosa molto molto triste. Marco. Io ora voglio fare sempre l'avvocato del diavolo. Sì, però ti parlavo, io da tanto che non leggo purtroppo fumetti, però il fumetto come strumento anche spesso storpia nella lingua in cui viene scritto, perché si rappresenta la chiamata Marco e la O che si allunga o di alcune parole, quindi viene storpiata un po' la lingua nel fumetto. Quindi in un certo senso, come diceva anche sì, esatto, slang, bang, come diceva Giuseppe, in questo caso loro stavano dando lustro alla giornata del dialetto, quindi in un certo senso loro hanno voluto, anzi penso che abbiano voluto distinguere il fatto che c'è un dialetto e c'è una lingua, quindi hanno scelto il catanese, specificando catanese e non siciliano, magari utilizzando quel tipo di linguaggio, proprio per distinguere il fatto che ci sia un dialetto, una variante locale, e una lingua invece sovradialettale. Quindi, diciamo, tra virgolette, io darei un merito a questo spunto. Poi l'effetto, la scritta, purtroppo non è che abbiamo tanti esperti di scrittura in Sicilia, non abbiamo tanti fonds diffusi in tutta la Sicilia, per cui magari facilmente chi si vuole cimentare in questo mondo riesce a dare dei prodotti qualitativamente validi. Nella poesia, per esempio, siamo ben messi, ma nella narrativa scarsissimi, o sbaglio? Sì, no, ma c'è da dire che sarebbe stato drammatico se avessero venduto il dialetto catanese per lingua siciliana. Questo sì, ti do ragione, almeno non l'hanno chiamato lingua siciliana, ma non per il catanese, perché è uno dei dialetti, sarebbe stato lo stesso se fosse stato un dialetto permitano. Sì, Carmelo. Però il problema non è tanto, perché bisogna precisare, non è tanto che il fumetto sia stato fatto in catanese, in vernacolo catanese piuttosto che in siciliano, e che lo abbiano detto pure forse. Il problema sta secondo me nel fatto che le notizie di stampa, io leggo, qui mi è capitato Palermo Repubblica, parla di zio Paperone, adesso parla in siciliano. La notizia viene riportata in questi termini, cioè non che perché non ci sarebbe nulla di male, ben venga un fumetto in catanese, in palermitano, in trapanese. Certo. È che far confondere a chi poi si accosta materialmente, magari lo va a comprare e pensa, avendo letto quella notizia di stampa, che sia siciliano, che quello sia realmente il siciliano, cioè confondere le idee alle persone. Far credere che quello sia, e magari creare un effetto di imitazione. Allora mi voglio cimentare a scrivere in siciliano e prendo quello come esempio, e quindi piuttosto che imparare qualcosa, diciamo, imparo male quello che vorrei imparare correttamente. Cioè, oggi lo strumento del fumetto o di qualunque altra scrittura dovrebbe avere la funzione educativa, un po' come la televisione all'inizio doveva fare con la lingua italiana, cioè unificare, creare quindi un effetto istruttivo nei confronti di chi legge,
perché c'è una, diciamo, l'ignoranza, la mancata conoscenza del siciliano fa sì che occorra questa fase. Certo, in una fase successiva magari il problema non si potrebbe porre nella misura in cui i siciliani, qualora avessero acquisito, diciamo, una tale padronanza della lingua, potrebbero tranquillamente poi accostarsi anche al dialetto senza avere un effetto di confusione. Questo è quello che è l'aspetto che andrebbe, appunto, che andava precisato, non in sé che si parli. Certamente, Carmelo, sono d'accordo con te. Innanzitutto la dimostrazione di quello che stavamo dicendo prima è quello che hai detto tu, cioè che fanno confusione nei giornali, quindi non sono tutti Gerbino purtroppo, e quindi c'è questa confusione. Ci sta a farlo in catanese, forse in questa precisa situazione sarebbe stato meglio farlo in lingua siciliana per quello che abbiamo detto. Ma se siete d'accordo, se no finì una fazzucchiù a relazione, anche perché alcune cose sono legate a quello che abbiamo detto fino ad ora. Io comincio la mia relazione a questo punto, penso che sarà molto più breve di quello che mi ero proposto. Interrompetemi quando volete, anzi Marco da buon conduttore certamente mi interromperà anche se ci sono delle domande tra i commenti, non avere timore di postarle, di interrompermi, ok? Quindi chiunque può fare delle domande. Io comincio, vediamo un po'. Il tema sulle minoranze linguistiche tra discriminazione e tutele. Come ha detto Marco, questa è un po' una relazione ampliata rispetto a quella che ho fatto il 7 gennaio in un convegno dell'Università di Catania, dove avevo solo 15 minuti a disposizione. Comunque sarà sempre una esposizione limitata perché l'argomento è vastissimo, quindi andiamo a toccare alcuni punti. Vi spiego. In realtà quello che farò è la seguente cosa. Ci sono 3 momenti. Un momento iniziale in cui parlerò delle minoranze linguistiche, delle lingue minoritarie un po' a carattere generale. Dopodiché affronteremo il discorso sulle discriminazioni e finiremo dando uno sguardo alla tutela, no? Sono i 3 momenti di questa brevissima relazione. Cominciamo. Per quanto riguarda la definizione di minoranza linguistica e di lingua minoritaria, possiamo dire che una minoranza linguistica cos'è? Non è null'altro che un gruppo di persone, un gruppo sociale che a livello numerico è certamente inferiore rispetto alla intera popolazione di quello Stato, e che si serve di un codice linguistico diverso da quello invece che è comune all'intera società statale. La lingua minoritaria non è null'altro appunto che una lingua parlata da una minoranza linguistica. Questo tanto per chiarire di cosa stiamo parlando. Questo tipo di definizione è confermata anche da un trattato europeo che l'Italia ancora, pur avendolo firmato, non ha attuato da ben 25 anni. L'ha firmato e ancora non l'ha attuato. Poi capiremo anche i motivi. Anche questa è una discriminazione, ma la vedremo più avanti. Questo trattato, l'European Charter for Regional or Minority Languages, prevede all'articolo 1 la definizione di lingue regionali o minoritarie, quindi per loro è sinonimo praticamente. Cosa sono le lingue minoritarie? Si intendono quelle lingue tradizionalmente parlate nell'ambito di un territorio di uno Stato da cittadini di quello Stato che costituiscono un gruppo numericamente inferiore al resto della popolazione dello Stato. Quindi abbiamo praticamente letto quello che avevamo detto prima. In più aggiunge che devono essere diverse dalla lingua ufficiale, perché ci sono stati che possono avere più di una lingua ufficiale, no? Quindi gruppi numericamente inferiori rispetto alla popolazione dell'intero Stato, ma in questo caso se sono lingue ufficiali non vengono considerate lingue minoritarie. E infine specifica anche che tale espressione non comprende né i dialetti della lingua ufficiale dello Stato né le lingue degli immigrati. Non comprende i dialetti
della lingua ufficiale. Il siciliano è un dialetto dell'italiano? Sì o no? E qua ritorniamo alla confusione di prima. Ovviamente no, non è una variante della lingua italiana, quindi il siciliano è compreso tra le lingue minoritarie che tutela questo trattato, però molti non lo sanno perché pensano che è un dialetto della lingua ufficiale. Andiamo avanti. Le lingue minoritarie, questo magari questa sensibilità ancora non è molto diffusa come l'abbiamo per esempio per gli animali o per altre cose, per i beni culturali materiali, monumenti. Le lingue minoritarie sono una ricchezza, un patrimonio culturale immateriale, chiaramente, inestimabile dell'umanità, che va assolutamente tutelato in quanto appunto patrimonio, ricchezza. E gli organismi internazionali infatti cercano di stimolare gli stati a tutelare queste lingue. Abbiamo visto questo trattato sulle lingue regionali e minoritarie, ma non è l'unico documento internazionale in cui si stimolano gli stati a tutelare questa ricchezza culturale immateriale. Tra l'altro l'Italia è un paese che ha una diversità linguistica immensa, è uno dei paesi che ha la più ricca quantità di lingue parlate all'interno dei propri confini. Ma anche l'UNESCO, nella dichiarazione sulle diversità culturali, menziona la diversità linguistica, incoraggia a rispettare le lingue materne in ogni ambito, anche quello dell'educazione, stimolarne l'apprendimento, eccetera, eccetera. Proprio l'UNESCO stila ogni tanto, quando ci dice a testa, pubblica un Atlante, l'Atlas of the World's Languages in Danger, cioè l'Atlante delle lingue in pericolo che rischiano di estinguersi, e le classifica tutte queste lingue, quasi 7.000 lingue, attenzione, non i dialetti, classifica solo le lingue, non i dialetti, quindi classifica quelle lingue che hanno un codice ISO, poi lo vedremo meglio, perché i dialetti non hanno un codice ISO. E dà dei gradi diversi a secondo dello stato di salute della lingua, non tanto numericamente da quante persone sono parlate, perché poco importa se una lingua è parlata da 200 persone o 1 milione di persone. Non è questo che fa rischiare o meno l'estinzione, perché se una minoranza linguistica è composta da 100 persone, però tutte e 100 parlano quella lingua di minoranza e la trasmettono ai figli, la lingua non rischia di estinguersi. Se, come i siciliani, 5 milioni di persone ogni anno, i parlanti madrelingua siciliana vanno scendendo di numero, nonostante ancora sono numericamente moltissimi, ecco, lì sì che c'è un rischio. E allora l'UNESCO cosa fa? Fa questa classificazione sul livello di vitalità, non del numero di parlanti. Una lingua la considera che non rischia l'estinzione se tutte le generazioni la parlano e la sua trasmissione di generazione in generazione è continua. E non sono incluse nell'Atlante perché appunto non hanno nessun rischio di estinguersi. Poi c'è un'altra categoria, la categoria vulnerabile. Una lingua è vulnerabile quando la maggior parte dei bambini la parla, però il suo uso può essere ristretto a determinati ambiti, per esempio l'ambito della famiglia. E poi si va sempre peggio, no? In pericolo quando i bambini ormai non la imparano più nelle loro famiglie come lingua materna. Seriamente in pericolo. Solo i nonni e le persone anziane la parlano. I genitori, seppure possono capirla, non la parlano tra di loro. Poi c'è la lingua in situazione critica. Gli unici parlanti sono i nonni e le persone delle vecchie generazioni, ma la usano qualche volta. Una lingua estinta quando non c'è più nessun parlante, quando è morto l'unico parlante in quella data lingua.
Ebbene, il siciliano nell'ultima edizione dell'Atlante dell'UNESCO, che risale ormai al 2010, quindi ben 15 anni fa, io non credo che la situazione adesso sia la stessa per il siciliano era messo nella categoria vulnerabile. C'è da dire che non c'è lingua che non abbia intrapreso il percorso entrando in questa prima categoria di rischio, quella delle lingue vulnerabili, che non sia riuscita a uscirne fuori senza delle adeguate politiche linguistiche. Di questo ne parleremo nell'ultima parte di questa mia breve relazione. Marco, se c'è da interrompermi, se vedi domande interessanti, lo puoi fare. L'Atlante no, io c'è la domanda di Giuseppe Volpe, forse, che chi si è collegato prima e chiedeva se in Belgio c'era la possibilità di organizzare. Lui dice: ma non è meglio scrivere la R dopo la doppia D per renderlo maggiormente apprezzabile la differenza a chi non conosce una lingua? Tu già l'avevi accennato un po' questo tipo di... È interessante la domanda, perché giustamente Volpe vuole sottolineare una cosa: non c'è il pericolo di fare confusione fra la doppia D dentale di Friddu e la doppia D cacuminale di Iddu, per chi il siciliano non lo mastica bene. Certo che c'è questo pericolo, come in qualsiasi lingua ci sono dei digrammi che indicano due suoni diversi, no? Quindi non è una cosa strana, però per una lingua che inizia a non essere conosciuta da tutti, effettivamente il pericolo c'è. Però la soluzione peggiore è la R mettere. Per esempio, intelligentemente, questo è un merito che do a chi ha scritto il Topolino in catanese, nel Topolino in catanese, se ci fate caso, la doppia D cacuminale non è seguita dalla R, però da qualcosa doveva essere distinta dalla doppia D dentale, perché è un dialetto e quindi tutto ciò che è fonetico, che è parlato, lì si deve vedere questa differenza. Allora cosa hanno scelto di fare? Hanno messo dopo la doppia D una H. La doppia D dopo la H non provoca nessun tipo di confusione come la provoca la R, perché abbiamo detto che esistono parole che in siciliano si scrivono con la doppia D e la R, ma non c'entrano niente con la doppia D cacuminale, no? Addrizzari, addritta, eccetera. Dopo la D, la H in siciliano non c'è mai, quindi il pericolo di fare confusione non c'è. Quindi questa è una scelta intelligente. La letteratura, se la vogliamo rispettare, l'ortografia della letteratura non prevede la H. Un domani, se si dovesse standardizzare ufficialmente la lingua siciliana, e ciò si può fare soltanto nel momento in cui viene riconosciuta dalle istituzioni ufficiali, e allora sì, l'idea di Volpe potrebbe essere portata al tavolo di questa commissione che avrebbe il compito di standardizzare. Quindi modificare la tradizione letteraria e mettere dopo la doppia D o una H, o ancora meglio, dico io, mettere sotto la doppia D due puntini, che è una soluzione che si vede. Molti prendono anche oggi, se hanno la tastiera con la D con i due puntini, si può scaricare su internet. Questa soluzione è ancora migliore perché è la meno invasiva rispetto alla tradizione letteraria. In fondo si mette solo un puntino sotto la D, no? E quindi è più rispettosa della tradizione letteraria. Però sono d'accordo con Volpe che forse sarebbe il caso, perché con mio grandissimo rammarico mi sono accorto che molti siciliani oggi si sorprendono quando dico che Friddu si dice con la doppia D alveolare. Sono convinti, lo dicevano prima, con la doppia D cacuminale, cioè tutte le doppie D, alcuni le pronunziano tutte cacuminali, e non è così, ovviamente, l'abbiamo visto prima, no? Che solo quelle che derivano dalla doppia L etimologica vanno pronunziate. Quindi c'è questo pericolo di confondersi per gli stessi siciliani, e quindi sarebbe auspicabile
che nel caso in cui un giorno dovesse venire essere standardizzata la lingua siciliana, si potesse fare attenzione a differenziare tra la doppia D cacuminale e quella alveolare, anche graficamente, ma mai con la R aggiunta dopo, che è la soluzione peggiore per i motivi che abbiamo spiegato. Grazie Marco, io continuo. Tu intanto, se c'è qualche domanda interessante, vedi di dare un'occhiata. E allora, l'Atlas dell'UNESCO non è un Atlante geografico, però c'ha anche le sue immagini. Questa è l'immagine della situazione delle lingue regionali in Italia, in gran parte dell'Europa. A noi interessava l'Italia. Nella freccia ho evidenziato le 2 lingue minoritarie considerate dall'UNESCO, che sono il siciliano e il gallo siciliano, lo chiamano il gallo italico di Sicilia. Vedete, il birillino per il siciliano è bianco, e se vediamo a sinistra, bianco significa vulnerabile. Il birillino per il gallo italico di Sicilia invece è giallo, perché già fa parte della categoria successiva, quindi rischia un po' di più. Ma l'importanza delle lingue minoritarie non è soltanto di tipo culturale, non è soltanto un patrimonio immateriale dell'umanità intera. Le lingue minoritarie toccano anche un altro aspetto molto importante, anche questo, anzi questo ancora di più, spesso ignorato da molti di noi, cioè quello dei diritti linguistici. Oggi sempre più i diritti linguistici si vedono come facenti parte dei diritti dell'uomo. I diritti linguistici cosa sono? Ce lo dice per esempio l'ONU. Nella Convenzione dell'ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, all'articolo 29, si dice che gli Stati convengono che l'educazione del fanciullo deve avere come finalità, tra le altre cose, quella di inculcare al fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali. Ecco, diciamo che questo diritto è stato abbastanza ignorato in Italia, poi vedremo perché prima eravamo tutti quanti, gli italiani fino a mezzo secolo fa, eravamo tutti madrelingua delle nostre lingue minoritarie, e certamente a scuola non c'è stata data la possibilità né di studiarle né di parlarle, anzi direi tutt'altro, no? Venivamo bacchettati se parlavamo in dialetto, e quindi sono stati dei diritti negati in Italia. Per passare alla slide successiva, bisogna dire che nonostante quello che è accaduto in Italia, la Costituzione in un certo qual modo considera questa importanza delle minoranze linguistiche. Infatti all'articolo 6 ne fa proprio menzione, dice: la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche. Abbiamo anche un altro articolo della Costituzione che interessa anche il patrimonio immateriale culturale della nazione. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica e tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Abbiamo visto che il patrimonio linguistico fa pienamente parte del patrimonio immateriale. In conseguenza di questi articoli costituzionali, lo Stato doveva prima o poi, ormai avete capito, no? Che ho una concezione dello Stato italiano come molto restio a tutelare le lingue minoritarie. Prima o poi doveva farla questa benedetta legge per dare seguito a questi articoli, e l'ha fatta niente di meno 50 anni dopo l'entrata in vigore della Costituzione. Nel 99 ha fatto la famosissima legge 482, che quest'anno ha compiuto, nel 2024 ha compiuto 25 anni di vita, di cui parleremo molto velocemente più avanti. E entriamo finalmente nella seconda parte di questa breve relazione e parliamo
delle discriminazioni delle minoranze linguistiche e le discriminazioni delle lingue minoritarie. Sarò molto veloce perché voglio che ci avviamo poi alla conclusione, anche perché voglio dedicare l'ultima parte a un'interazione con chi ci sta ascoltando. E allora, molto velocemente, come vengono discriminate le minoranze linguistiche? La discriminazione più forte che si può avere è quella legata a pregiudizi di natura socioculturale. Ma non soltanto vengono discriminate così, le minoranze linguistiche vengono discriminate anche discriminando le proprie lingue minoritarie. E quando è che si discriminano le lingue minoritarie? Per quali motivi? Ce ne sono tanti, io ne evidenzio solo due. Motivi legati a fattori di natura politico-ideologica, una cosa strana, poi vedremo che sono. E ci sono anche motivi legati a fattori di natura socio-economica. Ma vediamo cosa sono questi motivi e pregiudizi di natura sociale e culturale con cui a volte vengono discriminate alcune comunità. Io ho fatto qui l'esempio della comunità siciliana, perché noi qui dell'Accademia siamo siciliani, e della comunità napoletana, ma ci sono altri tipi di discriminazioni che valgono anche per altre comunità. Innanzitutto, cos'è la linguistic discrimination? Che cos'è? È il giudicare una persona soltanto da come parla, ok? E in particolare, nel nostro caso di lingue di minoranza, è giudicare una persona per la sua lingua di minoranza o il suo accento che la sua lingua di minoranza gli porta ad avere quando parla la lingua ufficiale dello Stato. Quindi legare la lingua o l'accento a uno stereotipo negativo, che nel caso delle comunità siciliane e napoletane, delle minoranze siciliane e napoletane, di solito sono legate o alla criminalità organizzata, perché tanto in Sicilia come in Campania esistono la mafia, rispettivamente la camorra, e un altro tipo di pregiudizio si ha invece non rispetto alla criminalità, ma rispetto al grado culturale del parlante, cioè all'ignoranza. Questo soprattutto accade in alcune persone del nord, devo dire con un fondo di ragione, nel senso che non è una cosa campata in aria, ma loro hanno visto una emigrazione dal sud, questo vale un po' per tutto il meridione, non soltanto per la comunità siciliana e napoletana, hanno visto a inizio della seconda metà del secolo scorso un tipo di emigrazione che era culturalmente certamente di livello basso, per cui associano le parlate, gli accenti meridionali con l'ignoranza. Questo è un altro tipo di discriminazione di natura socioculturale. Ma cosa comporta tutto ciò? Alla fine dove si manifestano queste cose? In una serie di cose che però non si possono dire tutte. Io ho voluto mettere alla vostra attenzione le cose più clamorose, più strane. Esistono dei cartoni animati, per esempio, che parlano, vabbè, di criminalità organizzata, questo lo sappiamo, no? Di mafia. Quando parlano di mafia è giusto che il mafioso abbia un accento siciliano, se parlano di camorra è giusto che il camorrista abbia un accento napoletano. Il problema è che esistono dei cartoni animati che non parlano né di camorra né di mafia, non parlano di Italia, perché sono cartoni animati statunitensi o giapponesi, e quando vengono doppiati il delinquente viene doppiato con un accento siciliano napoletano. Ecco, questo già è un po' più grave, è una discriminazione gratuita. Quindi persino in queste cose si esplica questo tipo di discriminazione. Ma poi anche in ambito lavorativo, la stigmatizzazione dell'accento meridionale in genere in contesti radiofonici e televisivi è molto presente ancora oggi. Io non so se avete mai fatto caso a una cosa che a me fa ridere un sacco. Cosa che mi fa ridere? In TV
gli accenti accettati, visto che ormai la radio televisione italiana ha rinunciato a insegnare la dizione corretta, l'italiano standard. Prima sapete, no, che il miglior libro di italiano parlato era prodotto dalla RAI, perché lo usavano per fare i corsi alle signorine Buonasera, Buonanima, non ci sono più da tempo, e ai presentatori di TG. Per cui parlavano in corretto italiano standard. Da un po' di decenni ormai la RAI non fa più questo. Quindi ognuno parla col suo accento regionale. Però l'accento meridionale non è accettato. Per cui se tu vuoi andare in televisione devi cambiare il tuo accento se sei meridionale. Discriminazione, no? Se non sei meridionale va bene. Se sei meridionale lo devi cambiare. Per cui ti ritrovi dei siciliani che io conoscevo prima che andassero in TV, che parlavano normalmente l'italiano regionale di Sicilia, con l'accento dell'italiano regionale di Sicilia, che in TV hanno cambiato completamente accento, ma non è che parlano in italiano standard, parlano in un'altra cosa, non si sa che cos'è, che non si parla in nessun posto, basta che non sia accento meridionale. Quindi tutt'oggi esiste questo tipo di discriminazione. Andiamo velocemente avanti. Prima di passare alla prossima slide, però, vi vorrei far riflettere anche sull'autorazzismo. Cos'è l'autorazzismo? Esiste in tanti ambiti, esiste anche nell'ambito linguistico ed è il prodotto di un senso di minorità che un clima culturale del paese, purtroppo, in alcune minoranze inculca, anche a volte inconsapevolmente, ne siamo vittime un po' tutti, per cui siamo convinti che noi siamo sbagliati, che quando parliamo noi parliamo sbagliato dal punto di vista linguistico. Non è assolutamente vero. Ogni italiano di ogni parte d'Italia parla l'italiano a sua maniera. Io prima vi ho detto che noi siciliani non usiamo le E chiuse e le O chiuse, no? Rispetto all'italiano standard, ma vi ho anche detto che al nord non usano il rafforzamento fonosintattico. Potrei continuare, ma persino i fiorentini non parlano in maniera corretta l'italiano, anche se chiaramente sono avvantaggiati, meno degli altri fanno delle fuoriuscite dall'italiano standard, però anche loro, tutti in Italia non parlano l'italiano standard. L'italiano standard è un'astrazione. Noi parliamo, come ho detto prima, dei dialetti dell'italiano o delle varianti regionali. Quindi questo autorazzismo veramente è ridicolo, ce lo dovremmo togliere dalla testa. Siamo tutti nella stessa barca in Italia quando parliamo italiano, perché non era la nostra lingua madre. Quindi pensate un po', quando fu fatta l'unità d'Italia soltanto c'è chi dice il 4, il 5, il 6% della popolazione italiana sapeva parlare l'italiano, quindi è chiaro che... Andiamo avanti velocemente e entriamo nel seguente tipo di fattore che porta appunto a discriminare questa volta non la minoranza direttamente, ma la lingua minoritaria. Ed è il pregiudizio, il fattore di natura politico-ideologica. In cosa consiste? Ormai è accettato da tutti gli studiosi che quando fu fatta l'unità d'Italia, siccome dovevano fare gli italiani, e allora furono discriminate tutte le lingue locali, quelli che vengono chiamati dialetti, no? Le lingue regionali e di minoranza, furono discriminate e messe in un ghetto perché si aveva il timore che potessero in un certo qual modo impedire questa unificazione anche culturale degli italiani che andavano fatti, andavano formati. E quindi da quel momento si ebbe questo tipo di pregiudizio verso le lingue locali che purtroppo ha fatto tantissimo danno a queste lingue e in parte dura anche oggi. Diciamo che è stato un po' riattivato dopo che negli anni 90 la Lega Nord ha avuto un certo successo, per cui in alcuni è venuto di nuovo questo timore che l'Italia si potesse dividere e quindi è stato
riattivato ancora questo pregiudizio sulle lingue locali, anche perché la Lega ne ha fatto, dal loro punto di vista, giustamente un cavallo di battaglia, e quindi viene associato a un fatto politico, mentre forse sarebbe meglio lasciare le lingue fuori dalla politica di parte, ma che siano tutti i politici ad aver cura e ad aver voglia di tutelare le lingue, e non soltanto una parte politica, se no si finisce per colorare il fattore linguistico, che non ha nulla a che vedere con la politica, lo si colora politicamente, e questo non va a giovamento poi delle stesse lingue, della loro tutela, perché si scatenano chiaramente delle diatribe politiche. Ma questo pregiudizio, questo fattore, come si manifesta concretamente? Innanzitutto con la negazione del termine lingua. Abbiamo già detto, qui non mi soffermo, ne abbiamo parlato anche prima che iniziasse la mia relazione, sostituito con quello di dialetto, perché vuoi o non vuoi, inutile dire che la parola dialetto è una parola nobile, che non è una cosa negativa, però l'accezione che ha tutt'oggi la parola dialetto è una lingua di serie B. Inutile negarcelo, signori miei. Il dialetto viene visto ancora, questa parola, per definire una lingua di serie B. Quindi chiamandole dialetto si ghettizza, si continua a ghettizzare la lingua. In che altro si manifesta? Con la negazione dell'esistenza di una coinè letteraria o di una lingua comune laddove questa esiste. Per cui molti siciliani non sanno, per esempio, che esiste una lingua letteraria, perché viene vista come pericolosa dal punto di vista politico una lingua comune. Fintanto che si hanno i dialetti in ogni città, no? Tutti divisi, perfetto, non si teme niente. Invece se una comunità, come quella siciliana per esempio, ma ne esistono altre in Italia, ha una lingua comune, allora questo viene visto, da chi ha queste paure, viene visto come una cosa pericolosa. Poi, non dando nessun riconoscimento istituzionale alle lingue regionali, lo vedremo anche più avanti, no? Una visione fatalista delle dinamiche linguistiche, cioè, che voglio dire dicendo una visione fatalista, e le lingue si evolvono in maniera naturale, quindi non bisogna intervenire, bisogna assistere a come si evolvono, e pazienza, se qualcuna scompare è il loro destino. Quindi precludere ogni tipo di, appunto, politica linguistica, che invece abbiamo già detto che è l'unica maniera per salvare queste lingue regionali che rischiano di estinguersi. E quindi questa visione fatalista comporta non solo l'avversione ad ogni politica linguistica, ma anche la non ricezione, il non recepimento dei consigli, delle direttive, dei trattati internazionali che gli organismi di cui abbiamo parlato prima, l'UNESCO, eccetera, disperatamente lanciando appelli, con i quali cercano di sensibilizzare gli stati per tutelare le lingue. E infine, e chiudiamo la seconda fase di questa relazione per avviarci all'ultima, che purtroppo sarà breve anche se meritava un approfondimento, infine i fattori, su questi fattori veramente pochi riflettono, i fattori di natura socio-economica. Cosa sono questi fattori? Tutto quello che abbiamo detto fa sì che le lingue minoritarie non abbiano una loro importanza, no? Abbiamo parlato di ghettizzazione, quindi le lingue minoritarie sono messe da parte. Mettere da parte una lingua fa sì che questa lingua abbia meno valore economico. Ed oggi nella nostra società, che si basa sull'economia, no? Sappiamo benissimo che il capitalismo, il sistema economico liberista è un sistema molto aperto,
in cui il mercato è abbastanza libero, lo stesso si pretende di fare con le lingue. Quindi una lingua che non acquisisce, che non ha valore, la si lascia morire. Perché? Quando dico valore, che voglio dire? No? Perché associare il valore economico a una lingua, magari qualcuno potrebbe dire, ma che vuole dire questo? Cerchiamo di spiegarlo in due parole. L'utilitarismo linguistico, cioè dare come unico valore a una lingua il valore economico, cioè io se so parlare italiano, inglese, questo mi aiuta economicamente? Sì, perché posso per esempio trovare lavoro più facilmente. Se so parlare in più siciliano, mi aiuta di più? No, perché se so parlare in più siciliano oggi, in questo preciso istante, non mi cangia niente a livello economico, non succede niente, a meno che non decido di fare dei corsi siciliani a pagamento, ma stiamo parlando di cose molto particolari, capirete, no? Ecco, questo è il valore di una lingua. Quindi, alla fine, che succede? Succede che il genitore si chiede: ma a che serve a mio figlio imparare la lingua di minoranza? Non serve a niente, e quindi alla fine decide di non trasmettergliela e piuttosto magari lo iscrive a una scuola in cui le materie vengono insegnate in lingua inglese, tanto per fare un esempio, o in cinese, o non so che altri, in arabo, che sono lingue che economicamente valgono di più. Non so se avevate mai riflettuto a queste cose. Questo è importante perché se vogliamo cambiare la situazione, dobbiamo anche cambiare il valore alla nostra lingua di minoranza, oltre che sensibilizzare le persone sul fatto che le lingue non hanno soltanto un valore economico, hanno anche un valore culturale, hanno anche un valore identitario, no? Però dobbiamo anche a tutto ciò aggiungere un valore economico, perché purtroppo, dico io, ma è una mia opinione personale, oggi il valore economico è un valore molto considerato in qualsiasi campo, anche in quello linguistico. E terminiamo questa relazione entrando nell'ultima parte della relazione, che è quella dedicata alle tutele. Abbiamo visto le discriminazioni, ora parliamo delle tutele delle lingue di minoranza, delle lingue minoritarie o lingue regionali. A me piace di più chiamarle lingue regionali. E vediamo subito il cartello dedicato, il primo cartello dedicato alla tutela, ed è quello proprio della legge 482 di cui ho fatto menzione in precedenza, e voglio solo velocemente farvi vedere che in questa, andiamo in basso, no? La scritta in rosso in basso, lì sono inserite le lingue tutelate, che sono le lingue e le culture delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo. Ora, molti magari saranno rimasti sorpresi di accorgersi che lo Stato italiano ha dato corso a quei articoli della propria Costituzione di cui abbiamo fatto menzione prima, con questo tipo di legge che tutela alla fine soprattutto delle comunità straniere storiche presenti in Italia, il che mi pare assolutamente giusto e corretto, e tutela soltanto 3 lingue minoritarie, lingue regionali effettivamente indigene, cioè italiane, no? Non provenienti da fuori, che sono il friulano, il ladino e il sardo. C'è da dire che questa legge ha avuto diversi problemi. So che i nostri amici sardi non sono per nulla contenti di come si sta attuando questa legge, e quindi ci sarebbe molto da dire. Discriminate sono le lingue regionali che sono rimaste fuori? Assolutamente sì. Ma discriminate sono anche alcune lingue che non sono tutelate a sufficienza e che sono dentro questa legge. E
la Corte Costituzionale ha emesso una sentenza molto molto interessante che pochi conoscono e che pongo alla vostra attenzione. È importantissima questa sentenza, una sentenza che, se non ricordo male, è stata emessa in seguito a un ricorso, prendetelo con le pinze perché sono cose che ricordo a memoria, perché una regione aveva deciso di scrivere anche in lingua locale i toponimi, quindi i nomi delle varie città o di parti di alcune località, no? E gli è stato risposto che non era possibile perché la lingua non entrava, anzi scusate, quello era un dialetto, non era una lingua perché non era presente nella legge 482. Credo che sia il piemontese, però non lo ricordo bene, poco importa. E allora che è successo? Hanno fatto ricorso e la Corte Costituzionale ha detto delle cose molto molto importanti che leggiamo assieme molto molto velocemente. Ha detto questo, in pratica, che ai sensi non solo dell'articolo 6 della Costituzione, ma anche di principi, eccetera, supremi, eccetera, 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 il principio di eguaglianza, uno di questi principi che cita, eccetera, stabilisce la pari dignità sociale di fronte alla legge di tutti i cittadini senza distinzione di lingua e pertanto prescrive l'adozione di norme che valgano anche positivamente per rimuovere le situazioni di fatto da cui possano derivare conseguenze discriminatorie. Quali sono queste discriminazioni? Cioè, in pratica afferma che la legge 482 non esaurisce, e qui dobbiamo andare nel secondo rigo, alla destra del secondo rigo, non esaurisce la disciplina sollecitata dalla notoria presenza di un assai più ricco e variegato pluralismo culturale e linguistico che va sotto i termini di lingue regionali e di idiomi locali. Quindi la 482 non esaurisce tutte le lingue che vanno messe sotto tutela. Quindi praticamente ha detto che lo Stato italiano attualmente è in difetto, cioè non tutela tutto ciò che c'è da tutelare secondo i principi costituzionali e i principi supremi generali. Questa è una sentenza molto importante che fa ben sperare a tutte quelle minoranze linguistiche che tutt'oggi non vedono riconosciuta la propria lingua minoritaria, che appunto per questo viene chiamato dialetto, perché non è riconosciuta, e che invece lo Stato, attraverso il proprio organismo della Corte Costituzionale, dice che va riconosciuta, va tutelata anche quella lingua, quell'idioma che non è inserito nella 482. E terminiamo con le ultime due slide. Tutela delle lingue minoritarie. E ci sono molte maniere per tutelare una lingua e non tutte le maniere sono, danno gli stessi effetti. E purtroppo in Italia, dove si discrimina, come ha detto la Corte Costituzionale, ma io dico doppiamente, perché ricordiamoci del Trattato europeo sulle lingue regionali e minoritarie che non è ancora attuato, quindi 2 volte si discrimina. Dicevo, in Italia purtroppo le forme con cui vengono tutelate, chiamiamo tra virgolette tutelate, le varie lingue regionali non sono le più adeguate a mio giudizio, anche a giudizio di importanti linguisti internazionali di fama internazionale. Vediamo un po' velocemente quali sono queste forme. Ci può essere un approccio filologico, cioè da lingua morta, quindi c'è chi pensa che tutelare una lingua è studiarla, vedere l'etimologia delle parole, che vuol dire questo, ma perché si dice così in siciliano, da quale lingua l'abbiamo preso, tutte queste storie qua. Per carità, cosa da fare, non è che tutto quello che sto dicendo e che dirò non è da fare, solo che non basta l'approccio filologico da lingua morta, perché effettivamente poi la lingua muore di questo passo. L'approccio folclorico, cioè si considera quella lingua come la lingua della cultura popolare, no? La lingua del popolo,
per cui le filastrocche, i canzoni di carretteri, le ballate, tutte queste cose qua, soltanto dal punto di vista folcloristico. Poi c'è un approccio artistico, stiamo un po' salendo di livello, cioè da lingua dei sentimenti, no? L'arte, i sentimenti esprimono arte, le emozioni esprimono arte, legare la lingua locale alla sfera dei sentimenti e delle emozioni e quindi automaticamente legarla al prodotto artistico. Bene, tutto questo che abbiamo visto fino ad ora si fa anche con la lingua siciliana, no? Si fa, ma non è sufficiente, non raggiungerà quell'obiettivo di invertire la tendenza che vede attualmente la lingua siciliana, così come tutte le altre lingue regionali d'Italia, correre più o meno velocemente, chissà, forse il veneto, il napoletano e il siciliano un po' meno, le altre un po' più velocemente, verso l'estinzione. Poi c'è un approccio scolastico, cioè da lingua da studiare. Studiamo la lingua siciliana. Dice, ma come, stai mettendo pure l'approccio scolastico come un approccio non sufficiente? Ebbene sì, non basta insegnare il siciliano, il veneto, il lombardo, il napoletano nelle scuole per non farli morire. È già una cosa molto importante, ma la storia, la realtà ci dice che non basta. Ce lo dice il piccolo principato di Monaco, dove si insegna nelle scuole il monegasco, che non ha praticamente nessun parlante. Anche noi abbiamo studiato, e ora si ristudieranno, è notizia di pochi giorni fa, viene reintrodotto lo studio del latino alla scuola media, ma non per questo sentiremo la gente parlare latino. Assolutamente no. Ecco, non basta studiare la lingua nelle scuole, specialmente quando già molta gente non la parla più come lingua madre. In quei posti dove si è cercato con delle politiche linguistiche che si fermavano a questo aspetto scolastico di risollevare il numero di parlanti, si è fallito. Per esempio, mi viene in testa il caso del gaelico in Irlanda. E allora cosa ci vuoi dire? Insomma, ma chi sa va a fare? Che cosa si deve fare per rivitalizzare la lingua? La cosa più importante è l'approccio a 360 gradi, da lingua normale, cioè non soltanto da lingua morta, non soltanto da lingua della cultura popolare, non soltanto da lingua dei sentimenti e delle emozioni, non soltanto da lingua da studiare, ma da lingua normale. Cosa vuol dire una lingua normale? Una lingua come le lingue ufficiali, cioè una lingua che possiamo parlare normalmente quando si fa una conferenza comuchista, oppure possiamo parlare in televisione, oppure possiamo scrivere dei libri, oppure possiamo parlare in tribunale quando siamo chiamati come testimoni a testimoniare, appunto, oppure in tutte quelle situazioni quando andiamo in un ufficio pubblico. Una lingua normale, soltanto se la lingua di minoranza diventa una lingua normale, soltanto in questo caso, a parte che acquisisce un valore economico, potete capire facilmente il perché, e i genitori hanno un interesse a trasmetterla ai propri figli. Soltanto se diventa una lingua normale, inverte la tendenza, la allontana dal percorso verso l'estinzione e fa cambiare direzione e fa aumentare il numero di parlanti. Quindi, ho finito, le politiche linguistiche possono essere volte a favorire o soltanto la lingua ufficiale, scoraggiando l'uso delle lingue minoritarie, come è stato fino ad ora in Italia, persino per alcune lingue che sono inserite nella 482, oppure può essere volta a promuovere invece tutte le lingue, perché attenzione, non c'è nessuna discriminazione tra l'italiano e le lingue locali. Quando io dico lingua normale, la lingua di minoranza, non vuol dire che l'italiano non lo dobbiamo parlare più. Assolutamente no, ci mancasse altro. Sarebbe una follia di
mettere da parte la nostra bellissima lingua italiana. Però quello che dobbiamo fare è avere un vero bilinguismo, perché il bilinguismo che abbiamo oggi in realtà non è un bilinguismo, è una dilalia. Vediamo di spiegare velocemente che vuol dire tutto ciò. Si possono avere situazioni in cui in una società vengono usate più di una lingua. Prendiamo il caso di 2 lingue per semplificare. Se la lingua A e la lingua B vengono usate entrambe, tanto nei contesti formali che in quelli informali, si ha un bilinguismo perfetto. Si ha un bilinguismo perfetto come si ha per esempio in Catalogna, dove il catalano e lo spagnolo castigliano vengono entrambi usati indifferentemente, tanto nei contesti informali, cioè tra amici, in famiglia, quanto nei contesti formali, quindi in televisione, nei giornali, nelle conferenze, in pubblico. Puoi scegliere di parlare in catalano o in castigliano. Questo è il vero bilinguismo perfetto o orizzontale. Poi c'è un altro tipo di bilinguismo che viene chiamato diglossia. Cos'è il bilinguismo diglottico? Quando la lingua A viene parlato soltanto nei contesti formali e la lingua B soltanto nei contesti informali. Quindi io parlo nella lingua A esclusivamente quando vado in televisione, quando tengo una conferenza, mentre parlo soltanto nella lingua B quando parlo con le persone in mezzo alla strada, con gli amici, parlo soltanto la lingua B. Questo è un bilinguismo che viene chiamato diglossia. E ancora è un bilinguismo valido, perché la lingua tanto A che B non corrono rischi di estinguersi perché non si pestano i piedi a vicenda. Non so se mi sto spiegando. Il bilinguismo che avevamo prima era di questo tipo in Italia, cioè noi avevamo tutta la gente che aveva come lingua madre, che non si studia a scuola di solito la lingua parlata in contesti informali, per esempio un tipo di bilinguismo di tipo diglossico sia nei paesi arabi, dove si ha come lingua informale il dialetto arabo locale e come lingua formale l'arabo classico, e non si pestano i piedi, cioè nessuno parla in arabo classico nella vita di tutti i giorni e nessuno parla in dialetto arabo in TV, nei convegni, nelle conferenze. Quindi diciamo che le cose continuano all'infinito fin tanto che sia questo tipo di bilinguismo. In Italia avevamo così la situazione all'inizio dell'Unità d'Italia. Nei contesti formali si parlava solo l'italiano, no? Nei contesti informali nessuno parlava l'italiano, neanche le persone più colte parlavano la lingua locale. Il problema si ha quando si passa alla dilalia. Che cos'è la dilalia? La dilalia è un bilinguismo, interrogativo, io manco chiamassi bilinguismo, in cui la lingua A viene parlata tanto nei contesti informali che formali e la lingua B solo nei contesti informali. Quindi la lingua A ha invaso il raggio d'azione della lingua B. Cioè noi oggi parliamo in italiano anche nei contesti informali e sempre più, questo ci dicono le statistiche dell'Istat. Questo tipo di bilinguismo è destinato ad ammazzare al 101%, scientificamente, accade così, la lingua che viene parlata nei contesti informali assieme alla lingua invece parlata in entrambi i contesti. Ecco, questo è la promozione di tutte le lingue. Significa promuovere tanto la lingua italiana quanto la lingua regionale locale, non una a discapito dell'altra, assolutamente no, per cercare di avere un bilinguismo quanto più perfetto e far sì che le lingue possano prendere ossigeno, le lingue regionali, e venire trasmesse, come invece oggi si rischia di non fare più. Ma per fare questo cosa bisogna fare? Bisogna agire a livello scientifico, non si può agire con interventi estemporanei, sporadici, non servono a nulla a lungo andare, non hanno
un effetto di inversione della tendenza. Allora c'è una vera e propria scienza, la pianificazione linguistica, che si occupa di questo. Devo dire che in Italia siamo carenti, assolutamente carenti, forse per quella, vi ricordate quando vi ho parlato di un certo fatalismo, no? Vabbè, ormai i giochi sono fatti, il dialetto sta morendo la lingua regionale, che può fare ormai, che può fare? Ma questo accade solo in Italia. In tutte le altre parti del mondo, se c'è una lingua che sta morendo, così come quando c'è un animale che si sta estinguendo, si attuano delle politiche che evitano l'estinzione di quell'animale, di quella specie botanica o di quella lingua. Per cui si fanno delle cose concrete. Di queste cose si occupa la pianificazione linguistica, e veramente ora finisco anche perché si è fatto tardi, che consiste essenzialmente in la pianificazione del corpus, lo vedete scritto lì, dello status e dell'acquisizione. Che cosa sono queste tre cose? Per pianificazione del corpus si intende pianificare tutto ciò che riguarda la grammatica, il lessico, i dizionari, cioè il corpus della lingua, perché se non si ha una lingua, per far diventare la pianificazione linguistica è anche normalizzazione linguistica, cioè far sì che una lingua diventi normale. Per essere normale deve avere le sue grammatiche, i suoi dizionari, deve avere i suoi termini, non le possono mancare termini scientifici, per esempio, deve avere tutto. Ecco, ci sono lingue regionali che sono già abbastanza attrezzate in questo. Il siciliano è uno di questi. Noi abbiamo un sacco di grammatiche, l'Accademia regala gratuitamente, chi lo volesse ci può scrivere gratuitamente, invieremo una grammatica in formato digitale molto buona, o dei dizionari siciliano-italiano. Siamo ben messi, ci sono altre lingue che sono messe meno bene, e quindi questa operazione di lavorare sul corpus chiaramente si deve fare dove più, dove meno, ma bisogna normalizzare la situazione in questo ambito. Poi c'è la pianificazione invece dello status. Cosa si intende per pianificazione dello status? Cioè, bisogna far sì che questa benedetta lingua acquisisca uno status normale. Per status normale si intende sia praticamente che venga usata come un'altra lingua, come una lingua ufficiale, sia concretamente alla fine che diventi lingua ufficiale o co-ufficiale, chiaramente nel caso italiano, dove già abbiamo una lingua ufficiale, diventa co-ufficiale. Questa è la pianificazione dello status. Tutto si fa a passi, a passetti e con le dosi giuste. Io dico sempre, è un po' un lavoro scientifico come quello del medico che deve fare a riviscere, resuscitare un malato che sta morendo, no? La lingua locale sta morendo, bisogna farla resuscitare, bisogna rivitalizzarla, e quindi bisogna usare delle medicine con le giuste dosi al momento opportuno, perché se non si usano le giuste dosi e se non lo si fa al momento opportuno, si rischia di vanificare la guarigione del malato, in questo caso della lingua. E poi infine la pianificazione dell'acquisizione. Che cos'è pianificare l'acquisizione? A cosa intendo riferirmi? A cosa si riferiscono coloro che si occupano di pianificazione linguistica? Si riferiscono all'apprendimento della lingua, cioè all'insegnamento della lingua nelle scuole, no? Che è un momento importantissimo. Non a caso vi ricordate quando ho parlato delle diverse maniere, diversi approcci, l'ho messo quasi ultimo perché è importante, è molto importante, seppur non determinante da solo. Quindi chiaramente bisogna pianificare anche l'insegnamento. Si è visto per esperienza che in tutti quei posti in cui, come dicevo prima, si è insegnata la lingua, non è che le cose siano cambiate moltissimo. Invece dove si è insegnato in quella lingua locale, le cose sono cambiate terribilmente. Quindi la cosa migliore sarebbe
per rivitalizzare una lingua, non tanto insegnarla, anche chiaramente, ma insegnare qualche materia in quella lingua. Io non so se sono stato chiaro. Per esempio, è successo così. Dove? In Galles, in Catalogna, nei Paesi Baschi, in Galizia. E vedete come sono aumentate le percentuali di parlanti nel corso degli anni in questi posti che hanno attuato questo tipo di politiche linguistiche, cioè hanno fatto sì che parte delle materie, in alcuni posti il 50% sono molto più avanzati, in Catalogna, in altri posti più timidamente qualche materia, però è stato utilissimo, perché se tu usi la lingua, la fai vivere e gli dai un valore, perché il genitore che sa che suo figlio a scuola dovrà ascoltare alcune materie nella propria lingua regionale, fa sì che il genitore si motivi a insegnargliela sin da bambino e lo faccia crescere in un ambiente di bilinguismo che tra l'altro è utilissimo. Da 40 anni, circa 50 anni a questa parte, si è scoperto che un bambino che nasce in un ambiente bilingue è un bambino avvantaggiato rispetto in tutti i campi, non soltanto nell'apprendimento di ulteriori lingue, quindi per esempio delle lingue straniere che hanno un valore economico, ma in tutti i campi dell'apprendimento di qualsiasi materia si è visto che ottiene mediamente risultati migliori. Addirittura nel campo della salute si è visto che nelle popolazioni bilingue l'Alzheimer viene di meno e se viene con 5 anni di ritardo rispetto alle popolazioni monolingue. Comunque il bilinguismo è molto diffuso nel mondo, non è una situazione strana. A fine 800 ancora si credeva che fosse una cosa da evitare assolutamente, che portasse addirittura alla schizofrenia, no? Si temeva questo. Oggi scientificamente, con degli studi scientifici, si è visto invece che il bilinguismo è una cosa utilissima. E la cosa interessante è che non importa il valore economico delle due lingue affinché si abbiano questi effetti sul cervello. Cioè, far crescere un bambino bilingue in italiano e napoletano, in italiano e in siciliano, in italiano e lombardo, è la stessa cosa a livello di vantaggi, a livello di strutturazione cerebrale, che farlo crescere in un ambiente bilingue italiano-inglese. Quindi perché non dobbiamo far crescere i nostri figli insegnando loro non soltanto la lingua italiana, ma anche la nostra lingua regionale, che oltretutto è, come abbiamo già detto, una lingua che ci racconta la nostra storia e la nostra identità. Credo che ho finito, non so se ci sono altre slide. Ah sì, questa è una slide che metto, Marco. Puoi spegnere il microfono, grazie. Questa frase virgolettata l'ha detta Chris Moseley, che è proprio il capo dei linguisti dell'UNESCO, che ha redatto il capo, no? Dei redattori dell'Atlas sulle lingue, dell'Atlante sulle lingue che corrono il rischio di estinzione, di cui abbiamo parlato prima. Leggiamo assieme: affinché una lingua non si estingua e riprenda vigore, occorrono essenzialmente due fattori: che ci siano degli atti politici e istituzionali volti alla tutela e all'uso di essa, e soprattutto che ci sia una presa di coscienza militante da parte della gente, perché sappiamo benissimo che i politici non si muovono se non ci sono degli interessi di tipo elettorale. Se si accorgono che la gente vuole una cosa, gliela danno. E quando in Sicilia nel 2011 fu approvata quella legge, fu proprio perché il clima stava cambiando e i politici bravissimi l'hanno capito subito che i siciliani iniziavano a chiamare lingua il proprio idioma e rifiutavano la parola dialetto in grande maggioranza. Oggi stesso, se voi scrivete dialetto siciliano sui social, ti ritrovi una marea di gente che ti corregge e ti dice è una lingua, non è un dialetto. Ma questo 50 anni fa, ma dove esisteva? Assolutamente no, è cambiato qualcosa. Io mi auguro che ciò accada anche in tutte le altre parti d'Italia, perché se c'è questa coscienza da parte della gente,
E allora c'è una speranza di invertire la tendenza purtroppo generalizzata delle lingue regionali d'Italia verso l'estinzione. Io ringrazio e faccio vedere questa slide soprattutto perché ho parlato di una grammatica, dei dizionari di lingua siciliana che mandiamo gratuitamente come accademia a chi ce li richiede, perché in basso a destra potete vedere la nostra email e quindi chi volesse ricevere la grammatica o il dizionario può scriverci. Scusate se sono stato lungo e scusate anche se mi sono appassionato perché è una tematica che tratto con molta passione e niente. Spero di non avermi quantomeno annoiato. Marco, a te la parola. A te la parola. Scusa Fonso, intanto volevo aggiungere alla citazione di Mosley quella di Belina che dice che l'unica lingua mal parlata è una lingua non parlata. E poi volevo cogliere l'occasione di salutare... Scusa Marco. Sì. Volevo ricordare chi è Belina. Chi è Belina? Belina è un eccellente studioso. Ti ho chiuso io il microfono, vabbè. No, l'ho chiuso io il microfono di Marco, non te lo scordare che te l'ho chiuso. Belina è un eccellente studioso polacco dell'Università di Varsavia che è un esperto di lingue regionali e minoritarie, romanze soprattutto, e soprattutto della penisola iberica, che però ultimamente si è appassionato alla lingua siciliana e fa parte del collegio scientifico dell'Accademia della Lingua Siciliana. Questo per precisare per chi non conoscesse Michael Belina, non so come si dice in polacco, Michele o Michele. E salutare ce lo chiudiamo, te lo chiudo io e te lo aprilo tu, aprilo tu. Dico, volevo cogliere l'occasione di salutare in particolare una nostra conoscenza dell'ultimo corso che abbiamo tenuto online in collaborazione con l'associazione Siculomania, che è un insegnante che è romana, non di famiglia siciliana, non di storia siciliana, che vive in Brasile, che è diventata invece una cultrice della lingua siciliana, che è Laura Piscitelli, che ci stava seguendo e che ci salutava. Poi volevo sottolineare alcuni commenti, alcune cose che sono state dette da coloro che ci hanno seguito. Un po' Giuseppe Gerbino voleva sottolineare che la doppia D è nell'alfabeto siciliano, è una lettera dell'alfabeto siciliano, e Nicolò Lentini anche lui sottolineava che sarebbe opportuno mettere i puntini sotto per identificarlo. Marco, scusa, una cosa interessante, la doppia D è una lettera e quindi non va divisa quando si sillaba una parola, si divide in sillabe. Quindi Friddu noi lo dividiamo in sillabe dividendo le due D, no? Ma Cavaggiu, la sillaba finale è DDU, perché è doppia D, ok? Scusami Marco, ti apro io. Sì. Poi volevo sottolineare una cosa interessante che secondo me ha scritto Carmen Vinci, che dice che secondo lei uno dei modi, uno strumento per valorizzare e quindi dare un valore economico alla nostra lingua è quella di associarla a molti dei prodotti nostri siciliani che sono fra l'altro importanti. Molto spesso noi siciliani non capiamo il valore, il potenziale del Made in Sicily, che è un brand che secondo me noi sottovalutiamo moltissimo. Un'altra cosa invece che sottolineava Badalamenti, diceva nonostante quella sentenza della Corte Costituzionale non c'è stato, diciamo, comunque un'implementazione o delle conseguenze effettive sulle altre lingue locali. Lo faceva come domanda, cioè a lui non sembra, e voleva la conferma che non ci fosse nessuna diciamo riflesso. Marco, rispondo subito, se no poi mi scordo, no? Sì, ha ragione Giorgio, però come dicevo prima questa sentenza dà speranza e dà possibilità che invece nel prossimo futuro, se sappiamo muoverci bene, qualche novità ci possa essere. Risposta sintetica. Poi un'altra cosa, io penso che questa relazione, da chi l'ha seguita, è stata tenuta benissimo e spiegata in maniera dettagliata e precisa, però c'era un utente che diceva
forse non ha capito l'italiano utilizzato in questa relazione. Dice la dovevate fare tutta in siciliano, non avrebbe avuto l'obiettivo che si voleva. Marco, e allora io mi aspettavo questa domanda: perché non si è tenuta in siciliano? Per due motivi, ma soprattutto ne dico uno, il secondo non stiamo a perdere tempo, perché il primo è già di per sé sufficiente, perché il titolo era le minoranze linguistiche, tutte, quindi ci sono persone che stanno ascoltando da tutta Italia, a parte che anche da fuori Italia, e per loro rispetto ho preferito chiaramente usare l'italiano, anche se mi sono permesso, e penso che avrà fatto piacere anche a loro, ogni tanto di dire qualche piccola frase in siciliano. E poi volevo aiutare Giulia Cerami facendo un'autocelebrazione. Prossimamente noi pubblicheremo un libro come Associazione Siculomania, che però il testo è stato visionato da alcuni esperti dell'Accademia della Lingua Siciliana, un libro di narrativa in lingua siciliana, quindi ci sarà un libro moderno di un autore moderno che in lingua siciliana, quindi potrà soddisfare con questo nuovo testo la sua curiosità nel leggere in siciliano. Marco, intanto che pubblichiamo questo testo, consigliamo a Giulia, ma a tutti quanti avessero voglia di leggere in siciliano, di scriverci a quell'email, perché noi possiamo inviare dei testi digitali in lingua siciliana letteraria, in perfetta lingua siciliana letteraria. Quindi chi volesse leggere in lingua siciliana ci scriva e noi gli invieremo dei testi in lingua siciliana. Saluto tutti coloro che ci hanno seguito e volevo che chiudessimo questa serata con i saluti o qualcosa che volevate dire sia l'avvocato Carmelo Sardella e ovviamente i tuoi saluti. Vai Carmelo, vai tu. Io, sento l'eco, però vabbè. Sì, no, io mi voglio inizialmente complimentare naturalmente con la interessante esposizione chiarissima di Fonso. È stato molto interessante nonostante l'ora tarda. Volevo fare un piccolo inciso sul valore economico della lingua, che non è totalmente vero che il siciliano, così come altre lingue regionali, non abbiano poi un valore economico. Io faccio riferimento per esempio a quello che potrebbe essere il mio settore, nel settore nei processi penali. A volte ci sono naturalmente si usano gli strumenti informatici di captazione, quindi intercettazione, in cui si ascoltano delle conversazioni in lingua siciliana o in vernacolo siciliano. Non comprendere questo, non conoscere le varie sfaccettature, il significato dei termini, delle cose, sicuramente porta un notevole difetto di comprensione, quindi di capacità di partecipare in maniera consapevole a questa attività che ha un valore economico. Quindi siccome esistono sempre delle minoranze che parlano o dialetti o delle lingue, la conoscenza di questo anche nell'attività lavorativa a volte può apportare un valore aggiunto. In ultimo concludo ribadendo in qualche modo l'invito, l'appello a chi ci ascolta, chi ci ascoltasse in maniera successiva, che ancora c'è possibilità di iscriversi, partecipare in presenza, ma in estrema ipotesi anche in collegamento al terzo corso di lingua e cultura siciliana, che si svolgerà ad Acireale dal 25 di gennaio all'11 di aprile, con tanti interessanti argomenti che sono dettagliati nel programma, che è possibile consultare sul sito dell'Associazione Televiaci, www.televiaci.it. Vi ringrazio entrambi di avermi accolto in questa vostra trasmissione, in cui io in qualche modo c'entravo poco. Non direi, Carmelo, perché il corso che organizzi è un corso molto importante, non ce n'è. È unico, direi, in Sicilia, basta leggersi il programma, quindi sei qui a pieno titolo. E allora tocca a me salutare, e io vi saluto con un auspicio e un'esortazione. Molti si chiedono
in effetti le istituzioni politiche ancora fanno ben poco per la lingua siciliana, ma vale per tutte le lingue di minoranza che ci sono in Italia. Ma io cosa posso fare? Io, Fonso Genchi, ognuno di noi cosa può fare? Può fare qualcosa oppure solo deve aspettare i politici? Io credo che possiamo fare tante cose dal basso. Ecco, il mio auspicio è che effettivamente ognuno di noi, se non l'ha fatto prima già, se non lo fa già, da oggi inizi a fare qualcosa nel suo piccolo. E ci sono molte cose che possiamo fare. Dal parlare ogni tanto in siciliano, e facciamolo anche con intelligenza, no? Perché le dosi, vi ricordate che ho parlato di dosi importanti, non andiamo a parlare in siciliano con uno che non ci ha abituato, perché non facciamo un'opera buona per il siciliano, però ogni tanto diciamola qualche cosa in siciliano. Carmelo diceva che in effetti non del tutto è zero il valore economico delle lingue regionali. Ha ragione, certo, ancora valgono poco, ma non del tutto è zero. Noi possiamo contribuire a che questo valore piano piano inizi a crescere con le nostre azioni quotidiane, che vanno dal semplice parlare anche al documentarci e aumentare la nostra consapevolezza linguistica generale e le competenze specifiche sulla lingua siciliana. C'è tanto da fare, cose da fare per ognuno di noi. Ecco, il mio auspicio è che ve ne andiate da questa diretta con la voglia di fare, ognuno di voi, qualcosa per la vostra lingua regionale. Marco, ti apro il microfono. Saluti a tutti e speriamo prossimamente di organizzare altre occasioni di approfondimento. Una buona serata a tutti. Una buona serata. Buona serata.